Buonasera, siamo con il Rotary Club Portoviro Delta Po e siamo con il presidente uscente Andrea Casini, che questa sera lascia il timone a Giampiero Puppa. Noi siamo qua per una sorpresa che lei ci ha anticipato, però le chiediamo cos'è il Rotary. Bella domanda a cui è difficile dare una risposta molto sintetica, ma ci proviamo, Giampiero. Il Rotary in sintesi è una grande associazione a livello mondiale, il primo club service della storia del mondo. Ad oggi vanta un numero impressionante di iscritti, siamo circa 1.200.000. Noi siamo il club appunto che rappresenta il delta del Po, Portoviro Delta Po, e vicino a noi c'è Adria, c'è Rovigo e c'è Badia, quindi la provincia ha ben 4 club. Persone che hanno la buona volontà di fare e ancora fare e far sapere, soprattutto perché il motto è servire al di sopra di ogni interesse personale, fare e far sapere. Quindi opere non di beneficenza, attenzione, perché il Rotary non fa beneficenza, è troppo facile farla. Il Rotary è chiamato come dicono Giampiero, a rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza. Un giorno mi arriva una telefonata dove mi dicono: sai che a Portotolle esiste questa cooperativa che fanno recupero per i tossicodipendenti? No, non lo so. Ma come non lo sai? Sono lì da una vita, è la nostra San Patrignano. No, non lo so. Vado a conoscerli. Sì, vai, perché è una realtà che un club come il vostro non può non conoscere. Va bene? Chiamo Francesca. Ciao Francesca, ciao, sono Andrea. Vengo a trovarti, vengo a vedere chi sei, che cosa fai. Va bene? E signori, arrivo in questo posto a Portotolle e mi trovo un'accoglienza in pompa magna, tra l'altro con il nostro socio del club di Milano Linate, originario di Portotolle, che era con me quel giorno, e ho visto una realtà pazzesca nella quale tutti i giorni volontari di Portotolle e non solo dedicano ore e ore gratuitamente del proprio tempo e del proprio cuore. È stato sconcertante perché insomma io e anche molti di noi non conoscevamo questo posto. Francesca è una psicoterapeuta, ha detto di essere una sognatrice, e questa cosa qua sembra banale perché è un discorso che facciamo tutti, però attenzione, perché essere una sognatrice con il lavoro anche che fa e l'impatto che ha nella società ce n'è veramente bisogno. Sono presidente della cooperativa Delta Solidale, che è l'ente gestore della comunità terapeutica Solidarietà Delta di Portotolle. La comunità esiste dal 2006 a Portotolle, è l'unica struttura accreditata in regione e convenzionata con l'azienda ULSS, unica realtà di tutta la provincia di Rovigo. Ad oggi la comunità può accogliere fino a 12 posti, 12 persone di ambo i sessi con problemi di dipendenza da alcol e sostanze. All'interno della comunità lavorano 9 persone, 2 psicoterapeute, 4 educatrici, 2 operatori OS e un'infermiera. Disarmante l'umiltà con la quale questa signora fa il suo lavoro e che penso sia arrivata a tutti voi. E quindi mi fece vedere le varie criticità della struttura che vi invito tutti a vedere. Ah, certo. E a un certo punto io chiesi: ma senti, queste persone che avete in cura, immagino che abbiano bisogno di una certa logistica. Lei mi dice: certo. E mi mostrò alcune cose e io dissi: scusa, ma con questa roba qua? Sì, mi dice lei, questo passa il convento.
cosa ti dissi? Francesca, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo essere noi insensibili davanti a tanta passione e tanto amore. E quindi cosa feci? Andai da Giampiero e dissi: Giampiero, abbiamo finito il libro di Barbieri sulle erbe, che facciamo? E ci venne un'illuminazione. Perché non fare qualcosa insieme, dare un segnale col botto che Rotary c'è ed è tornato più forte di prima, e ci mettiamo insieme? Accettò immediatamente. E quindi, se avete visto, stasera qui c'è un signore che io non vi ho ancora presentato, ma non perché sono maleducato, perché adesso ve lo voglio presentare. Lui si chiama Diego Grego e Diego fa un lavoro che adesso capirete che cosa fa. E dissi: Diego, facciamo qualcosa insieme per la cooperativa. E ci parlammo, ci incontrammo con il buon Stefano anche. Dov'è Stefano? È là. E decidemmo di fare un pensiero, giusto? Insieme. E è un po' più impegnativo del libro di Barbieri, che comunque ordineremo ancora. È un più importante come pensiero. Quindi, per favore, Diego, cosa sarà mai? È un qualcosa, ragazzi. Perché Francesco il nostro complimenti per quello che fai. Direi che è un po' meglio di quel vecchio Fiat Scudo che ho visto io a pezzi e mi disse: sai, non posso neanche entrare nei paesi, nelle città, non posso andare da nessuna parte. Esatto, adesso lascia qua la Panda e torni a casa con questo. Grazie a Diego Grego, alla concessionaria Fratelli Bellan Auto di Portotolle, che generosamente ha contribuito insieme a noi, perché noi ci siamo svuotati il conto, ma anche loro hanno messo del loro. Il telefono, lo sai? E mi viene tutto il trucco adesso. Bella sorpresa. Bellissima. Guardate qua. Guardate qui. Grazie mille, è una cosa bellissima. Non ve l'aspettavate? Ce l'avevate già, dai, guardate qua. Ma hai visto una cosa di abbiamo tutti lo scambio, erano distanti da Allora, io sono senza parole, dire grazie mi sembra poco, non voglio, scusate, non voglio, vorrei ringraziarvi uno a uno, ma io sto un pochino così bene. Siete pronti? Vai. 6. Buonanotte a tutti.